La domanda che io faccio al mondo scientifico, alla dottoressa Russo, è questa. Se avessimo semplicemente tenuto aperti gli ospedali, senza preoccuparsi di nulla, aspettando al pronto soccorso quello che sarebbe accaduto, ditemi cosa sarebbe accaduto e quale sarebbe stato lo scenario. Ecco, noi saremmo pronti a presentarvi questo scenario. Io lo definisco della selezione naturale, un po' improprio, perché poi l'ospedale i primi li avrebbe sicuramente curati e presi in carico. Il problema è capire a che punto poi non avremmo più preso in carico nessuno. La settimana prossima il presidente Zaia presenterà dunque questo studio, l'annuncio durante il convegno a Venezia, che ha riunito alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista i massimi esperti che hanno lottato in prima linea contro il Covid. È stata l'occasione per il governatore del Veneto per fotografare l'attuale situazione epidemiologica nella regione, che vede un tasso di occupazione dell'area non critica e delle terapie intensive al 3%, grazie anche alla copertura vaccinale, con l'84,3% dei veneti che ha intrapreso o già concluso il percorso di immunizzazione. Il vaccinato in Veneto, dati nostri ufficiali, ha 6 volte la possibilità in meno di infettarsi, 8,6 volte in meno la possibilità, sempre per il vaccinato, di finire in ospedale. Vaccino fondamentale anche per proteggere dalle varianti del virus, con la Delta Plus che spaventa la Gran Bretagna. Non abbiamo ancora variante Plus in Veneto, abbiamo la variante Delta, questa certamente ce l'abbiamo, circola molto meno rispetto a prima perché diciamo i casi rispetto a qualche mese fa sono diminuiti. Accelerare con le vaccinazioni per affrontare con maggiore serenità la stagione invernale sembra l'unica strada da percorrere. Per tenere sotto controllo il virus dobbiamo raggiungere probabilmente la soglia del 90% dei vaccinati, spiega Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. E mentre si procede con la dose booster per i fragili e gli over 60, si attendono indicazioni per la terza dose per gli under 60. Siamo un po' preoccupati per le terze dosi perché comunque vorremmo far molto di più. Abbiamo le 30.000 ospiti nell'RSA che comunque devono essere rivaccinati, gli operatori sanitari, e poi adesso stiamo anche attendendo eventuali pronunciamenti rispetto alla terza dose sugli under 60. Si sta valutando se e quando, soprattutto quando, andare a effettuare una dose di richiamo alle persone più giovani. E si attendono linee guida anche per il richiamo per i vaccinati con il monodose Johnson & Johnson. La stessa azienda produttrice ha dimostrato che è efficace un richiamo fatto a distanza di 2 o 3 mesi, quindi più ravvicinato rispetto a quello che si pensava. Quindi è possibile che il consiglio sia di usare la vaccinazione eterologa.